Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Siamo tornati in una fase molto stabile, con la prevalenza però dell'aumento della nuvolosità e delle nebbie in Val Padana. Infatti dalla grafica notiamo subito come la perturbazione che continua a insediarsi sul Nord Africa occidentale porterà instabilità su in quella zona e si scatena un po' di instabilità anche sul Nord Europa con correnti artiche in azione. Da noi invece continuerà l'azione dell'anticiclone almeno fino al 2 del nuovo mese gennaio 2025. Quindi insomma fino almeno all'Epifania non avremo delle notti instabili, sono comunque tra il 4 e il 5 un veloce passaggio di una perturbazione che potrà interessare soprattutto il medio alto Adriatico, quindi zone appenniniche di quel settore, quindi a quote comunque collinari e parte comunque del nord-est possibile. Ancora da definire molto bene la situazione di questa perturbazione, ma anche quella dopo l'Epifania, perché potrebbero scatenarsi delle perturbazioni di matrice artica e quindi arrivare delle nevicate anche a quote più basse, interessando anche il nord. Ma ovviamente abbiamo vissuto un weekend all'insegna della stabilità anticiclone, con temperature sopra la media sulle zone montane, in media comunque sulla Val Padana non abbiamo neanche superato di gran lunga i 10 gradi, mentre sul resto del centro superiamo anche i 15-16 gradi, finalmente le regioni del sud e sulla Sicilia e la Sardegna. Come vedete nel corso dei prossimi giorni proseguirà l'anticiclone, questa instabilità che si concentra solamente sul nord Africa, in modo particolare sulla Algeria, e come vedete sabato e domenica trascorsi in modo comunque stabile e netto, con termiche comunque sopra la media solo sulle zone montane, mentre da lunedì, come vedete, una nuova estensione di un campo anticiclonico da occidente continuerà a fluire sull'Italia, comunque portando un aumento della umidità nei bassi strati, quindi continueranno ad accumularsi delle nebbie e ovviamente, essendo occidentale, continuerà la ventilazione debole su gran parte dell'Italia. Non assisteremo quindi di gran lunga delle instabilità almeno fino a Capodanno. Vedete anche la situazione per quanto riguarda la fine del mese, con l'estensione di un promontorio di anticiclonico molto esteso e garantire della stabilità, con sempre delle nebbie piuttosto diffuse soprattutto sul basso Veneto, sulla Lombardia. Vedete anche da queste immagini come continuerà ad aumentare lo smog su queste aree, sulle aree in rosso, anche nelle Ferrarese e sulla città di Torino. Avremo queste zone più favorite. Poi da Capodanno in poi aumenteranno sempre le nebbie e si estenderanno anche sulle zone prealpine, aumento della nuvolosità anche in quota. Insomma, continueremo ad avere un aumento delle nubi e una possibile perturbazione da valutare tra il 4 e il 5 del nuovo anno. Ovviamente vi darò i prossimi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, seguiteci sempre.